Carissimi amici, carissime amiche, tutta la famiglia salesiana, siamo qui a questo posto triste, molto triste, dove è accaduto questa esplosione qui in Libano, al porto, dove tantissime persone hanno lasciato questo mondo, tante vittime, tante persone, tanti corpi non si sanno dove sono, in ricerca, tanti feriti e tantissimi danni a tutto il paese, tutto Beirut. Se diamo un sguardo, guardate carissimi qua, guardate questo palazzo, guardate tutti i palazzi, è proprio una cosa molto triste. È una cosa da piangere vedere questi tutti i danni. Però carissimi amici, sapete che nonostante questa distruzione, questa difficoltà, vi dico che appena eravamo con i nostri giovani animatori salesiani che sono andati con i gruppi giovanili della diocesi di Jbel Byblos e hanno iniziato a dare una mano a tutta la popolazione, non solo i nostri giovani salesiani, anzi tutti i giovani del Libano, cristiani, musulmani, i vari riti hanno iniziato a fare il volontariato per dare una mano, per aiutare soprattutto nelle case gli anziani che non possono pulire, tutti i vetri caduti. C'è una grande solidarietà, un grande impegno da parte di tutti qui a Beirut per dire Beirut non muore, la vita deve risorgere di nuovo. È questo che vogliamo dire a tutto il mondo, che davvero i giovani, soprattutto i giovani, la fascia giovanile dà sempre speranza e dà gioia e scende con tanta spontaneità per aiutare, per dire noi dobbiamo costruire la nostra città insieme, essere uniti. Carissimi, vi chiedo un ricordo nella preghiera per il Libano, per il popolo libanese e per tutti i popoli che stanno vivendo qui, rifugiati, che hanno sofferto. Stiamo visitando anche le case per vedere come stanno passando questa difficoltà e per dare anche una mano di aiuto sia spirituale e sia economico. Grazie di cuore per tutti voi e sempre il Signore è risorto, quindi la speranza mai si spegne. Soprattutto abbiamo visto questo negli occhi di tanti giovani, di tanti riti e tante religioni. Dicono la vita è più forte, la vita più forte dalla morte. Preghiamo.